nemmeno sanno. Siamo una manica di matti. Federalismo e macro regioni, questo in sintesi la mission con cui oggi è stato alzato ufficialmente il sipario al Partito Popolare del Nord, Autonomia e Libertà, guidato dal segretario federale Roberto Castelli, già luogotenente di Umberto Bossi fino dalla fondazione della Lega Lombarda prima e Lega Nord dopo, più volte parlamentare e ministro durante i governi Berlusconi. Il monastero di San Bernardino a Caravaggio, nella pianura bergamasca, ha ospitato il congresso federale. Tra i partecipanti Claudio Bortolutti, vice responsabile regionale per il Friuli Venezia Giulia. Una questione settentrionale che credo sia sotto gli occhi di tutti. Oggi si è parlato di residuo fiscale, si è parlato di sicurezza, sanità, istruzione. Per quello che riguarda la nostra regione in particolar modo, dovremmo iniziare a fare dei ragionamenti a fronte di quello che si sta sentendo, dove è molto più utile sia per il territorio che per i cittadini parlare di due province autonome, ad esempio di Trento e Bolzano, quindi Friuli e Trieste, divise sia dal punto di vista amministrativo che istituzionale.